L'ombrello puntato a mo' di spada che poi si abbatte con violenza sulla testa del cliente in coda per un gelato. Spintoni e calci, la sequenza di immagini della telecamera interna riprende gli attimi di follia e violenza all'interno di una gelateria di via Roma, in pieno centro, a Padova, lo scorso 25 aprile, giorno in cui la squadra viene promossa in Serie B. I responsabili sono due ultras biancoscudati identificati dai poliziotti della Digos. Appartengono al gruppo Educazione Padovana, hanno 47 e 52 anni e sono entrambi già noti e con precedenti per violenza. Entrambi avevano preso parte ai tafferugli agli scontri dell'agosto del 2024 a Cesena dopo una partita in trasferta e per questo avevano ricevuto un daspo rispettivamente di 10 anni e di un anno. C'era anche un bambino con la madre, quindi il bambino che si mette a piangere, la mamma si accovaccia, scene veramente diciamo brutte che fanno tristezza, scene che credo, permettetemi questa riflessione, che nuocciano e offendono il buon nome del calcio Padova, società sportiva, e dell'intera città e della stragrande maggioranza dei tifosi. Personaggi violenti e che nulla hanno a che vedere con il tifo e il sostegno alla squadra, sottolinea il questore Marco Dorisio, che per i due ultras ha disposto, oltre al daspo sportivo per 5 anni, anche un daspo Willy, ovvero il divieto di entrare nei locali pubblici della città per 3 anni, un avviso orale e un foglio di via obbligatorio da Padova per 4 anni. Alla luce della ricostruzione delle condotte, poi persone già gravate sia da condanne ma anche da precedenti denunce, da reati abbastanza gravi contro la persona, parliamo di tentato omicidio, rissa, rapina, danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, quindi sono state adottate le misure, ad uno addirittura il daspo era appena scaduto il mese scorso, quindi a riprova di una recidività e una, passatemi, professionalità nelle condotte violenze di tipo gratuito. Nell'ambito del tifo violento, la Digos sta svolgendo inoltre indagini su un gruppo di sostenitori biancoscudati che durante la trasferta ad Empoli lo scorso 23 agosto, durante il viaggio di andata in autostrada, giunti a bordo di una decina di automezzi, hanno razziato l'area di servizio Pian del Voglio. Anche per loro potrebbe arrivare il daspo.